E ci troviamo sempre all'interno dello stand della Regione Veneto, in particolare siamo nel corner dedicato a Treviso Mercati. Noi siamo in compagnia di Roberto Loschi, alla mia sinistra presidente di Treviso Mercati, e alla mia destra Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Beh, insomma, un'edizione 2013 di Fruit Logistica, una nuova avventura, possiamo dire così, presidente Loschi. Sicuramente sì, siamo nel cuore delle trattative commerciali per l'ortofrutta del mondo, perché ci sono più di 220 espositori di tutto il mondo e noi non potevamo mancare, perché la provincia di Treviso con le sue eccellenze si può dire uno dei principali referenti per il mondo commerciale a livello italiano. E insomma, il sistema Treviso qui, presidente, non ha nulla da invidiare, voglio dire, al resto d'Italia, perché qui ci troviamo proprio nel padiglione dedicato all'Italia. Ma non ha nulla da invidiare al resto del mondo, direi, perché ha la professionalità nel produrre questi prodotti di assoluta eccellenza e qualità. Dall'altra parte anche l'aspetto della commercializzazione in questo momento è importantissimo, e il sistema di rete trevisano assieme al sistema di rete Veneto nei prodotti, nell'associazione dei produttori, determina poi anche la possibilità di soddisfare quelle che sono le richieste a livello mondiale, che noi ben sappiamo che la globalizzazione richiede di avere dei quantitativi idonei per poter affrontare dei mercati tipo americani, asiatici. Non li puoi affrontare con 2 quintali di radicchio, devi avere a disposizione perlomeno un 100, 200, 300 quintali per poter affrontare quei mercati. Treviso è in grado di soddisfare queste richieste, grazie anche ai mercati Treviso, ma tutto alla rete dei produttori che attraverso i consorzi, attraverso queste associazioni possono creare e hanno creato veramente una commercializzazione importante per il nostro prodotto. E noi vogliamo capire un po' quali sono i volumi di Treviso Mercati, proprio per dare l'idea agli amici che ci seguono da casa dell'importanza strategica di questa piattaforma. Beh, guardi, Treviso Mercati annualmente movimenta tra il 1.200.000 quintali e il 1.300.000 quintali. Naturalmente sono volumi importanti e questo ci lusinga, anche perché in un momento di flessione del mercato generale noi siamo riusciti a mantenere la nostra quota di mercato quasi inalterata. Va detto che questo è un ringraziamento che ogni volta devo dare ai nostri professionisti, i nostri concessionari, che sono presenti anche qui a Berlino in massa proprio per trovare nuove opportunità da offrire sì al mercato trevisano, ma portare anche Treviso in altri mercati. Grazie Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, grazie Roberto Loschi, presidente di Treviso Mercati. Il nostro Fruit Logistica continua, adesso linea ad Andrea Marcato che si trova nello stand del CSO.